Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di News Sicilia. In apertura primi interrogatori davanti al GIP di Palermo nell'inchiesta sulla presunta corruzione all'ASP di Siracusa. Tutti gli indagati respingono le accuse che vanno dall'associazione per delinquere alla turbativa d'asta. Al centro del fascicolo invece ci sarebbero numerose intercettazioni che secondo l'accusa mostrerebbero contatti e dinamiche sospette. Momenti di tensione nel cuore della movida agrigentina, dove il titolare di un locale è stato aggredito dopo aver negato altri alcolici a un gruppo di giovani già ubriachi. Il rifiuto ha scatenato la violenza, almeno 3 persone l'avrebbero colpito con calci e pugni prima di fuggire. Indagini in corso per identificare i responsabili. Incendi alle ciminiere di Catania, un rogo è divampato nell'area teatrale da 1200 posti del centro fieristico di Viale Africa. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Le cause sono in fase di accertamento. Dal 15 novembre scatta l'obbligo di catene a bordo pneumatici invernali su numerosi tratti autostradali e statali siciliani. La misura riguarda le aree più esposte a neve e ghiaccio, con segnaletica dedicata già installata. ANAS richiama alla prudenza e al rispetto delle regole per la circolazione sicura. E in chiusura il meteo per la giornata di domani, protagonista indiscusso il sole su tutta l'isola, temperature in lieve aumento. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, buona serata.